Invisible Man. Amici di Scratch, buona serata e benvenuti a questa frizzantissima puntata. Se guardate me, perché ragazzi, insomma, non puoi vestirti così. Io mi hanno detto che il nero smagra. Sì, ma sembri che vai a un funerale. Ma non Questa è vero, sono elegante. È una... Vero che è una trasmissione, amici telespettatori, ditecelo la domenica, vi facciamo anche ridere, quindi... No, a me fanno piangere, sinceramente. Io dico, sono elegante, sono vestito di scuro perché siamo di sera, siamo in un emittente importante, Ilenia. Lo metto in dubbio, ma insomma, la prossima volta ti voglio vedere con una bella giacca bianca, verde, fucsia. Vabbè, fucsia. la prossima Ti compro volta una giacca fucsia. vediamo di colorirci un po' di più. Però la cosa essenziale, intanto amici di Scratch, benvenuti per questa puntatona. Insomma, un grande successo, emittenti esagerati. Esatto. Finalmente ci vedete già anche col digitale un po' dappertutto, quindi insomma a chi ci vede per la prima volta siamo un po' matti, però probabilmente ci riguarderete anche la settimana prossima, a chi invece ci guarda costantemente finalmente ci siamo sempre, ci siamo a qualsiasi orario del giovedì, perché uno comincia alle... dalle 6:30 fino alla sera tardi. Uno se vuole può guardarci 3 volte, 4, quindi... Ilenia, siamo stati ad Asiago. Esatto. C'è stata per me una cosa molto bella, è successa ad Asiago. È arrivato finalmente un professionista, ha raccolto forse il nostro invito, lo sentiremo da lui, però qualcosa si muove se fai un po' di massa critica. Qualcosa si muove, sono successe 2 cose ad Asiago, allora una intanto la presentiamo perché ce l'abbiamo qua e l'altra poi la vedremo anche nel commento cosa è successo ad Asiago. Io ne so una, quella di Marcello Poverin. Marcello Poverin, qua. Marcello, allora, io ricordo di te ogni tanto, poi qua mi prendono in giro perché forse la mia età, sai, ogni tanto mi dimentico le cose, però io mi ricordo di te al Comunità Montana del Brenta nel 2002, prima ancora Oscar Gatto, ti ho visto crescere. Sì, intanto ringrazio per l'invito, buonasera a tutti. È tanto tempo che ormai sono in mezzo alla bici. Nel 2002 ero alla Comunità Montana, ero allievo e mi divertivo già da allora. Ti piacevano come erano organizzate, di la verità? Sì, erano già abbastanza gare importanti. Esatto, e poi c'era questa maglia in palio, no, che ci sembrava un po' la maglia rosa dei professionisti, quindi ci venivamo molto volentieri, venivamo a correre per conquistare questa maglia. Beh, tu sai che mi inorgoglisce questo perché è un po' la mia costola, però quello che abbiamo detto in questi giorni, ma tanti anni che lo diciamo, purtroppo poi dopo arriva un certo momento che voi fate anche strada e poi non si sa per quale motivo, insomma, fate fatica a trovare lavoro. Noi abbiamo tante volte detto con Ilenia, venite a fare ciclocross, multidisciplinarità, non soltanto per slogan politico, perché poi alla fine sono tutti bravi adesso a parlare in maniera politica, no? Nel senso che tutti sono bravi a fare gli slogan, però poi bisogna metterle in pratica le cose. Avete avuto questa opportunità, tu l'hai raccolta? Sì, diciamo, io ho visto le puntate di Scratch e il ciclocross mi è sempre piaciuto. Con la strada mi trovavo un po' in difficoltà perché era l'unico mese in cui magari staccavo un attimo, però adesso che appunto sono senza squadra per il 2013 vedo di buttarmi sul ciclocross, mi diverto, è una disciplina bellissima e vediamo di fare bene. Ecco, io non voglio andare avanti con le polemiche, io spero che ci sia qualcuno di buona volontà, che abbia testa, che possa capire che tu non sei l'ultimo degli esclusi, perché sei un bravo ragazzo, sei anche un buon professionista, e chissà che non possiamo trovarti anche a casamento, perché la cosa mi piace, come ci piace fare i matrimoni, Ilenia, sarebbe bello trovare anche un matrimonio di questo genere, che la cosa non guasterebbe. Beh, sicuramente, insomma, già in telecronaca l'abbiamo detto, è il primo, e io spero sia il primo intanto che possiamo dare anche un po' di visibilità a questo ragazzo. Vuol dire che comunque il messaggio arriva. Il messaggio arriva, lui è stato il primo, hai detto giusto in cronaca, è il primo intelligente che l'ha colto. Allora questo messaggio che noi continuiamo a fare lo facciamo anche per tutti gli altri che al momento si trovano nella stessa magari situazione di Marcello, e magari c'è anche qualcuno che al cross era già abituato
e poi l'hanno snobbato e adesso non sa cosa fare, non sa se continuare a correre, se smettere, eccetera. Noi vi aspettiamo. Vi aspettiamo e riprovate, perché secondo me quando uno ritorna nel ciclocross poi diciamo che se ne innamora, perché comunque... Ce ne sono due aspetti. Uno, intanto, quando un professionista arriva in una gara di ciclocross porta comunque notorietà. Ahimè, io lo dico e lo dico spesso, anche se dovremmo essere conformati nel dire sempre tutto bello quello che noi facciamo, invece non è così. Allora io dico sempre, se c'era Pavarin, non devo essere io che vado a dire ad altri, guarda che c'è Pavarin, bisognerebbe anche lo speaker metterci spingerlo un po' di più, certo. invece spingere, perché per noi può essere una cosa normale, ma il pubblico capisce che c'è un personaggio, come quando c'era il grande Zamprogna, arrivava Chiappucci, che non era mica tanto di meno o di più di Pavarin, era un professionista e quindi creava quell'interesse. E allora diceva una cosa importante, un po' quando le cronache c'era Adriano De Zan, quando c'era la cronaca diceva è una gara importante, è vero? Quindi è importante che ci sia stato lui, io questo che cerco di sponsorizzare, di caldeggiare. Beh, quello sicuramente, quindi dai, ascoltate un po' quello che diciamo, non sono critiche, ma sbagliamo anche noi, questo senza dubbio. Stai attenta. Detto questo, dobbiamo presentare anche lui però. Lui oramai è un volto noto, vediamo con questa bella maglia. Edoardo Nichele. Edoardo Nichele, sei stato bravissimo anche tu, stai andando molto bene in questo ciclocross, noi ti auguriamo di continuare a farlo. Sì, intanto buonasera a tutti. Certo, continuerò con questo Triveneto, finirò il campionato e adesso cercherò di mettermi anche in gioco con le tappe del Giro d'Italia. Però è vero che anche voi che siete ragazzi, è vero che nel ciclocross trovate una familiarità, una notorietà che durante l'anno non la trovate. Sì, beh, nel cross non è come su strada perché sei come una grande famiglia secondo me, perché comunque ci si aiuta e è un mondo più bello, diciamo. Ci vai più volentieri, però si è anche molto più rilassati a fare una gara di ciclocross. G6, è andata bene. Beh, anche qua la promozionale. Sicuramente è andata bene e insomma ha sempre dei grandi numeri. Tanti ci dicono, noi mandiamo le immagini dei G6, non vogliamo enfatizzare nei G6 perché noi crediamo che quando uno arriva primo nei G6, vabbè, gli esordienti faranno il campionato italiano, lo vedremo. Insomma, però è già un'altra categoria. Però anche questi mesi non vogliamo creare il campione. Io penso sempre, chi crede di avere un campione in casa sua è meglio che gli faccia cambiare sport a quell'età, è vero Marcello? Sì, perché di strada davanti specie nei genitori che si montano molto la testa. Sì, ce ne sono parecchi e poi sono loro che fanno smettere i figli tante volte perché gli danno troppe pressioni. Sai che pochi hanno il coraggio di dire queste cose, noi le diciamo sistematicamente, però è una realtà. No, è vero, alla fine è un ragazzo, un bambino, G6 esordiente, c'ha voglia di giocare, divertirsi, non di sentirsi insultare oppure esatto, dai genitori. Addirittura in una gara hanno rapato a zero un bambino perché non è arrivato primo. Ecco, credo che sia queste le cose sbagliate, no? Sbagliatissime, quindi noi facciamo vedere questi ragazzini perché vogliamo che ogni domenica crescano innanzitutto, l'abbiamo detto 1000 volte, li togliamo innanzitutto da altre magari non lo so, compagnie strane, perché quell'età lì è l'età dello sviluppo, quindi veramente lo sport fa bene. Dopo questo intervento mandiamo in onda gli esordienti e gli allievi in un unico blocco, poi ti spiego cosa ho pensato l'altro giorno durante il sopralluogo ad Asiago. Okay. Andiamo avanti con le immagini. E con le immagini siamo presso il Parco Mille Pini di Asiago, diciamo così, la parte più a nord di questo trofeo Triveneto di ciclocross, per andare a commentare le immagini delle gare esordienti, donne e quindi anche i maschietti. Una mise en place veramente importante, bene ha fatto Enrico Polo e ha dato quel quid in più per accogliere veramente una carovana importante in linea. Beh, sicuramente il percorso è un percorso ormai storico, alla quinta edizione, ha ospitato anche gara internazionale e nazionale negli scorsi anni, quindi veramente è sempre un piacere essere qui, a me piace tantissimo questo percorso, insomma è bello e fatto vario e poi in una location, quella di Asiago, che insomma diciamo che parla da sola.
Intanto vediamo le donne, insomma, D'Agostin, Koenig, poi abbiamo la Lünger e la Grosso, non sono molte le donne esordienti, invece insomma per quanto riguarda gli esordienti maschietti, insomma, è abbastanza rincuorante, c'è una bella schiera, insomma. Sì, tiene botta il numero degli esordienti uomini, perché insomma una ventina di esordienti, considerando una concomitanza nazionale a meno di 200 km da Asiago, è molto valida, quindi vuol dire che comunque i numeri sono veramente molto 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 grandi per questa categoria. Io continuo a dire che questo trofeo Triveni di ciclocross merita rispetto, perché man mano sentiremo anche delle interviste, alcuni che dicono questa è la vera palestra per poi dopo essere pronti ai campionati italiani. Questo è un percorso che più si avvicini, diciamo, alle organizzazioni della Svizzera. Intanto vediamo qualche perplessità di questo ragazzo, questo è il numero 63, vediamo se c'è un dorsale. Mattia Corrocher, che però ha fatto anche il tratto normalmente da fare a piedi in bicicletta, quindi denota già una certa dimestichezza. Abbiamo visto una cosa che mi piace ricordare oggi, lo vediamo con la numero 76, questa ragazzina con la Grosso, che ha questi tipi di manifestazioni per le categorie promozionali, quindi giovanili, e si può partecipare anche con la mountain bike, quindi veramente ragazzini che magari avete una mountain bike a casa, venite a provare il ciclocross. Questo è un terreno, è un circuito dove ci sono vari tipi di espressioni, cioè vale a dire c'è il percorso più accidentato, il percorso più con terreno pesante, poi c'è una lingua di terreno asfaltata di circa 1 chilometro, un po' di quello che diceva Enrico Polo, un po' quello che succede in Svizzera o anche in Belgio. In tutti i tracciati ci deve essere un tracciato diverso per poter anche consentire a chi va meglio sullo sterrato di recuperare, anziché uno che va meglio sull'asfalto di recuperare dove si trova in difficoltà in altri percorsi. Esatto, a me è sempre piaciuto molto questo percorso, perché comunque è un percorso da spingere, e in questo caso affrontato l'anno scorso ad inizio stagione con 40 gradi era un tipo di corsa. Oggi è tutta un'altra, perché comunque sì, non c'era il fango sicuramente delle ultime gare, però comunque era un percorso abbastanza viscido, e lo vedremo poi nelle categorie maggiori, come qualche biker anche molto esperto andrà anche per terra, insomma, ovvio, anche perché più aumenti la velocità, più comunque c'è anche il rischio di cadere e di affrontare certi tratti di percorso con, diciamo, non un'aderenza ottima, ecco. Abbiamo visto che le donne esordienti si mantengono in un gruppetto davanti, e diciamo che però queste prime salite, visto che è veramente uno dei primi percorsi dopo quello di Villa Lagarina con qualche asperità, si faranno sentire. Magari qui sono meno giri, meno tempo, un po' meno, sicuramente nella categoria maggiori dove si corre 40 minuti, un'ora, sicuramente di più. Intanto qua vediamo il mitico Salvador che con puntuale, certosina precisione mette a posto le istruzioni, mentre vediamo Lorenzo De Vettori della Sorgente Pradipozzo che si impone su Matteo Micheletto della Libertas Corzè. Segue al terzo posto Mattia Consolaro, Sorgente Pradipozzo anch'esso, poi dalla Vecchia Matteo, Cicchi della Rosa, Rigo Simone, Pietro Bon Andrea, Paiola, Pitton, Faesse, Rizzo. Per quanto riguarda le donne, a te Ilenia. Per quanto riguarda le donne la vediamo arrivare adesso, ed è Nicole, eccola qua, adesso la vedremo da arrivare, eccola qui, Nicole D'Agostin della Girelli Cicli della Rosa, su Anna Kunig al secondo posto, Lunger Francisca, quindi tengono botta le due portacolori della Cardano, e al quarto posto Nalia Grosso, quindi insomma queste 4 ragazzine che hanno portato avanti anche questa prova e che hanno rubato anche qualche punticino alla Sara Casasola. La quarta donna classificata, la Ilana Grosso. Lorenzo, la costanza premia, oggi vesti questa maglia e so che tu ci tenevi parecchio. Sì, ci tenevo molto, sono molto felice di finalmente averla conquistata, ed è la mia prima vittoria in ciclocross. La dedichi a qualcuno? Sì, intanto mio papà che mi aiuta sempre, e un po' a tutto lo stemma della Sorgente. Nicole, una bella vittoria, non eravate in molte, però è stato un bel percorso. Sì, non pensavo di vincere, anche perché è la seconda gara che faccio, e sì, gli allenamenti non sono stati tanto frequenti, e comunque sono felice e ringrazio gli allenatori che mi hanno convinto a fare cross. Ti piace il ciclocross? Sì, adesso sì. Perché adesso sì? Con una vittoria e un terzo posto va bene. Allievi, quindi allievi donne, allievi primo e secondo anno per i maschietti, e quindi ritorniamo
al quartiere Tappa Mille Pini di Asiago per commentare questa gara, ma soprattutto per inneggiare a questo trofeo Triveneto, dove nelle categorie giovanili vede veramente una grandissima presenza degli atleti. A me questo fa un grande piacere. Qua tra le allieve vediamo addirittura più allieve che esordienti, ed è una cosa anomala, perché quando si va in pista di solito le esordienti sono molto più delle allieve, e io credo che questo sia sintomatico, Ilenia. Sicuramente una quindicina di allieve anche oggi e una trentina di allievi tra il primo e il secondo anno. Io, appunto, ripeto, in una giornata dove c'era un'altra gara a livello nazionale a 200 km, quindi molto vicino, è assolutamente rincuorante, perché ci permette di vedere domenica prossima il doppio di quello che vediamo adesso. E sicuramente sono ragazzine, tra l'altro, che secondo me daranno anche filo da torcere alle altre a livello nazionale, perché insomma una Zanettini, una Sofia Begin, un Edoardo Nichele, che al momento sta usando il trofeo Triveneto per far da palestra appunto per il campionato italiano. Ripeto, mancano ancora 2 mesi il campionato italiano, 1 mese e mezzo, quindi secondo me è giusto che questi ragazzini insomma migliorino gara dopo gara. Vediamo infatti anche qua come 2 modi differenti, c'era chi riusciva ad affrontarlo in bicicletta e chi non riesce ovviamente smonta e se lo fa a piedi. Ebbene, stanno andando anche qua, Nichele Edoardo l'abbiamo visto, è già in pole position da diverse puntate, ma bene sta andando Brianti, Molinari, Buttò. Per quanto riguarda le donne, io sto vedendo bene la Zecchin, che è chiaro che si sta coabitando un po' con la Begin, però la Zecchin sta veramente andando sempre meglio in questo ciclocross. Non vorrei che poi alla fine ci fossero delle sorprese ai campionati italiani. Sono tutte e 2 delle allieve del secondo anno. Io penso che comunque il patron Lovo sarebbe più che contento se fossero 2 sul podio della propria squadra. Sicuramente Chiara Zanettin la vedo forse meno provata dalla stagione su strada rispetto a Sofia Begin, che comunque ha fatto una grande stagione su strada. È giusto secondo me che a questi livelli, queste categorie abbiano anche le ragazzine insomma un po' da riposarsi, e senza nulla togliere, secondo me comunque penso che saranno tutte e 2 protagonisti. Ho visto anche la Katia Ragusa che è rientrata in queste ultime gare, e abbiamo comunque una Letizia Borghesi e una Camata e Dalmagro che sono sempre lì, insomma. Poi dipende ovviamente dai percorsi. Questo diciamo che è un percorso che più si avvicina ai percorsi della Svizzera, anche perché chiaramente la parte collinare di Asiago è una montagna che però riesce a regalarci dei paesaggi suggestivi che pare veramente siano collinari, non sono molto rudi come pietra, cioè qua ci sono le malghe, qua abbiamo veramente una situazione geografica atipica rispetto a quelle che sono poco più lontane, le Dolomiti. È veramente un paesaggio meraviglioso. Asiago, è inutile raccontarlo, è una delle cittadine più belle che si possono trovare nella fascia montana, insieme a Conco, insieme anche a Enego, per la carità, però voglio dire, l'altopiano è una cosa meravigliosa e bisogna saperla esportare. Bene ha fatto Enrico Polo, perché poi qua ci sono grandi eccellenze. Mi viene in mente Rigoni di Asiago, un'azienda superlativa che vende un prodotto biologico sano in tutto il mondo, ecco, grazie anche a queste eccellenze. Quindi in questo continuiamo a annoverare che è la Comacchio, che è Zurlo Matteo, che è Macor, ma anche la Zecchin, la Dapos e tutte le altre, e insomma in questo momento gravitano intorno alla loro presenza anche i messaggi che sono produttivi, dove in montagna si può far sistema. Quello sicuramente. A me piacerebbe tanto vedere qui ad Asiago anche una serie di gare magari corte, kermesse d'estate per i crossisti, aperte magari ai crossisti, ai biker, insomma ognuno partecipa come vuole, però secondo me porterebbero veramente tanta gente, perché Ottavio mi dice sempre che insomma i primi cross estivi, diciamo le prime kermesse sono arrivate nei centri montani. Ecco, qui vediamo nel frattempo Edoardo Nichele che, nonostante una rottura del mezzo meccanico, ha cambiato bicicletta e notevolmente in vantaggio e va a vincere netto. Quindi secondo si classifica Rudy Molinari, Riccardo Brianti del Velociclub Schio 1902 al terzo posto. Ricordiamo che lo Schio parteciperà nelle domeniche tra 2 domeniche, organizzeranno anche loro il trofeo Triveneto, poi dopo c'è Buttò, Weber, Graf, Dalla Pria, Camatta e Corrocher. Per quanto riguarda gli allievi del primo anno, Dorigoni, Zecchin, Pellizzer. Per quanto riguarda le donne,
Per quanto riguarda le donne, la vedremo arrivare per ultima, in quanto è l'unica a non essere doppiata. Questa è la Camatta che sarà sesta, e io intanto do l'ordine d'arrivo. Chiara Zanettin andrà a vincere anche questa volta, della scuola ciclismo Vo, unica appunto a non essere doppiata, su Sofia Begin, che abbiamo visto proprio dopo l'arrivo di Edoardo Nichele, quindi Letizia Borghesi, Katia Ragusa, Giulia Bezz, Ludovica Camatta, Alessia Dalmagro, Sara Bondavalli, Aurora Marchetti e Jessica Macor. Quindi l'ultima donna che vedremo arrivare qui con le nostre immagini sarà appunto Chiara Zanettin, che consolida, Nicola, ancora di più la sua leadership in classifica. Eccola qui, quindi Chiara tiene stretta la maglia di leader. Chiara, ci stai prendendo gusto? Sì, sono sempre più belle le gare. Mano a mano che si va avanti con la stagione ti prende sempre più il cuore. Ma tu pensavi di avere questa passione per il ciclocross prima? No, ho provato per caso, possiamo dire, è andata bene, mi è piaciuto. Jacopo, gli hai fatto un bello sgabbetto a Bassani, eh? Lui è mancato adesso 2 gare, io ho recuperato parecchi punti. Dal Trentino e dall'Alto Adige, insomma, state venendo in tanti. Sì, abbiamo una bella squadra adesso e veniamo in tanti giù. Ci tieni a tenerla fino alla fine? Speriamo. Ben rientrati in studio. Sai cosa pensavo prima che abbiamo parlato? Abbiamo fatto un sopralluogo ad Asiago e c'è questo bellissimo palazzetto del ghiaccio dove in allenamento, era un giovedì, un mercoledì, adesso non ricordo, c'erano 40-50 bambini, ragazzini, ragazzine che si allenavano. Parlando con Enrico, ho detto, Enrico, sai cos'è che mi viene in mente? L'evento. L'evento di solito è quello dove c'è la maglia, dove c'è il trofeo, eccetera, che va bene tutto. Ma proviamo a pensare, immaginare, no, filosoficamente, chiaramente abbiamo filosofeggiato, ho detto, prova a pensare che in un secondo, puff, questo impianto non esista. E vedere singolarmente questi ragazzi che stanno allenandosi, si stanno impegnando, cosa farebbero in questo preciso istante? Mi è venuto in mente che la ragazza che volteggiava a ritmo musicale poteva essere in casa da sola a piangere, un ragazzo poteva essere in mezzo a una strada senza saper cosa fare. Allora dico, l'importanza dello sport è questo, l'evento, è il momento in cui un ragazzo in quel momento si allena, perché se si allena ha uno scopo poi per la giornata della domenica o del sabato. Marcello, dimmelo tu. Mi guardi così come dire, cazzo ti dico, hai detto tutto tu. No, è vero. Alla fine nella testa di un atleta comunque c'è il sabato e la domenica, quindi tutti i giorni sono finalizzati, penso, un po' a quello. L'impegno. Sì, poi comunque anche la voglia di confrontarsi, di divertirsi, di trovare gli amici che ci sono appunto certo. alla gara o all'allenamento. Allora, tu hai vinto, Nichele, oramai non c'è quasi nulla di nuovo, no? Però durante la settimana mi piacerebbe capire cosa fai. Beh, un po' tutto ruota attorno, innanzitutto la scuola e poi... Innanzitutto la scuola. E poi al ciclismo, perché si torna a casa e appena si ha un minuto libero ci si allena in bicicletta, o insomma si fanno un po' di compiti alla fine, però sì. E poi dopo instauri tutto un rapporto con i familiari, perché chiaramente alcuni ti accompagnano, si instaura veramente un impianto dietro questo sport. Sì, beh, tutta la famiglia è impegnata durante la domenica, perché si perde tutta la domenica. Beh, si perde, io dico si guadagna. Si perde, comunque. sì, insomma. No, guarda che io quando ad Asiago, mentre facevano le Luganiche, eccetera, mi è venuto in mente, non ho perso una domenica, la perdono quelli che vanno a negozi, cioè, e che arrivano la sera, sai, sembrano dei tossici, specie i compagni, i mariti, no? Seguono le mogli, e questi qua... Le mogli vanno di qua e di là dentro i negozi, i mariti... Ma va bene, fatelo 2 settimane prima di Natale, però è importante questo messaggio, no? Sì, certo. Ecco, allora, abbiamo visto gli esordienti e gli allievi. Nichele oramai pensiamo che si stia impegnando poi per i campionati italiani, vedremo cosa succederà. Per quanto riguarda gli allievi al primo anno ci sono delle defezioni, nelle donne bene. Nelle donne bene, insomma io ho detto queste categorie non hanno risentito minimamente di una gara a 200 km, perché poi la differenza fra questa settimana e la settimana scorsa era che
non tutti possono andare al sud, Certo. però molti possono andare a Milano, insomma è vicino, quindi vedere che comunque un buon numero di allievi, un buon numero di donne allieve ha scelto di rimanere al Trofeo Triveneto, secondo me insomma è positivo, vuol dire che i numeri sono molto molto grandi. Sono anche contento che ad Asiago per il terzo anno abbiamo sempre un Enrico Polo un po' attapirato, c'è gente. Quest'anno di gente ce n'era. No, quest'anno gente ce n'era, tra l'altro ho visto anche gente che veniva dal mondo hockey venire a vedere il ciclocross e secondo me è una bella location e mi piacerebbe tanto vedere una kermesse, come ho detto in cronaca, di ciclocross d'estate in mezzo alla gente. Perché chissà, no, anche fare un campionato italiano non sarebbe male. Vabbè, sicuramente, anche perché se trovi poi a gennaio una giornata come 2 anni fa con la neve diventa veramente una fiaba. Veramente. Allora adesso andiamo con... Donne tutte, juniores e fascia 2. Finalmente ci siete riusciti. Esatto, finalmente, è la seconda novità, finalmente ci siamo riusciti a partire per ultime. Adesso siamo con la gara donne, quindi juniores e amatori fascia 2, tanto per dire, dal grande e Zoppas. Intanto io seguo Salvador perché, ragazzi, sembra uno scherzo, però io devo fare un plauso, perché questo qua addirittura gli striscioni in tessuto o non in tessuto che quasi tutti buttano via senza capire che comunque costano soldi, questo qua addirittura li scoccia, li restaura e li tiene come se fossero delle reliquie. Questo è rispetto non soltanto per l'Ambaradan, per il carrozzone del Trofeo Triveneto Ciclocross, ma è un segnale di grande rispetto che si dà a coloro che investono 2 soldini in queste kermesse. Quindi continuo a dire bravo Giacomo, perché dalle piccole cose si vedono veramente i grandi personaggi. Sono partiti gli junior, adesso finalmente partono i maschietti e soprattutto i Lenia, finalmente. Finalmente le donne partono per ultime, sono libere di fare la propria gara. E questo, insomma, diciamo che ci diamo anche un po' atto perché abbiamo rotto un po' le scatole, ma siamo riusciti e spero che vada avanti così fino alla fine del trofeo, perché in effetti, e qui lo vedremo proprio già dopo la parte di asfalto, insomma intanto la piccola Eneide, ciao bellissima, e salutiamo anche la piccola Eneide, e diciamo che sicuramente anche oggi gli amatori ad esempio hanno avuto un problema tecnico subito sul primo strappo. Juniores 4 partenti, lo sapevamo, insomma era da mettere in prospettiva e con questa concomitanza, però insomma diciamo che intanto il team Bianchin Nordwave fa vedere che c'è dappertutto, perché magari Zanella è andato a Brugherio e altri 2 sono rimasti qua, quindi giusto questo. Zoppas già davanti perché appunto c'è stata questa caduta proprio nel primo pezzo e Beppo dal grande, eccolo qua, era rimasto indietro, quindi aveva appunto avuto un guasto meccanico e quindi vedremo poi se riuscirà Beppo a essere lì. Ecco, nelle donne siamo partite forte, ho spinto io, poi la Deborah Soligo, eccola qua, mi passa con Susanna Zorzi, un bel rientro di questa ragazza, è una professionista su strada, ha vinto 2 gare tra le donne elite su strada in Italia e all'estero, quindi benvenuta anche Susanna e tutte le altre, insomma una decina di donne anche oggi, nonostante la concomitanza non è male. Non ci facciamo prendere d'inganno, non ha nevicato ad Asiago, ma è semplicemente la neve del palaghiaccio, mentre vediamo i 2 junior del team Bianchin, quindi Bondavalli e Casanova, che fanno gara a sé, con dietro Mattia Marcato che cerca, lo andremo a vedere, è già più staccato, che cerca di appunto restare in terza posizione. Abbiamo visto Mattia Marcato, io volevo aggiungere la Lucia Pizzolotto, che per me tra le donne comunque è una vera e propria icona, alla quale io mi rivolgo sempre con grande stima e rispetto, perché vuol dire, per me la Pizzolotto è un emblema, scusatemi, ma è una di quelle donne che potrebbe andare a fare lo shopping la domenica e rompersi le balle, invece viene qua a correre e credo che sia per me un manifesto. Quindi sempre Pizzolotto avanti, per Zoppas non ci sono più commenti, perché questo sì è un percorso adatto alle sue caratteristiche, perché lui è anche un ottimo biker, bisogna dire la verità. Un Dal Grande che l'abbiamo visto prima e per forza cinetica in quella discesa, ma poi ha dovuto fare
più di mezzo percorso a piedi per poter rimettere a posto la sua bicicletta e sta facendo un grande recupero su Zoppas, quindi anche lì sulle categorie della fascia 2 vediamo una grande animosità e soprattutto una grande competitività tra i vari interpreti di questo trofeo, ma insomma tra gli altri nella fascia 2 c'è anche Sponga, dalla Libera, Gresele, insomma ce ne sono tanti, Bellante, insomma bisogna rendere anche atto che ogni volta tra le fasce 2 ci sono sempre una ventina di corridori, se non di più. Sì, quello sicuramente, anche qua abbiamo visto, io guardo dal punto di vista tecnico, come viene affrontato diversamente. Adesso riesco a capire forse perché sono rimasta davanti, perché io e la Deborah Soligo eravamo le uniche a riuscire ad andare in bicicletta su quel pezzo lì. Ecco, ma scusami, cosa conta aver avuto comunque delle esperienze a livello anche europeo e mondiale in Svizzera, perché ti vediamo pimpante, adesso Ilenia Lazzaro, non dobbiamo neanche cercare di raccontare troppo gli altri, tu sei stato interprete, fino a questo punto sei tra la prima e la seconda posizione, quanto conta andare anche all'estero a gareggiare? Beh, sicuramente conta moltissimo su questi percorsi che vengono duri, perché in Svizzera questo è il percorso più facile, e ho detto tutto, questo è il percorso più facile, ma per tutte le categorie, anche per gli esordienti, cioè gli esordienti fanno lo stesso percorso degli elite, quindi sicuramente si arriva rodati e anche pronti a essere anche pimpanti su queste salite, questi pezzi da scendere, insomma qualche contropendenza, diciamo che aiuta moltissimo e poi il ritmo è completamente diverso. Perché ho detto finalmente vediamo le donne sono partite dietro? Perché finalmente le donne possono fare il loro ritmo e allora lì si vede, perché difficilmente si riesce a prendere un Zoppas che è davanti, mentre normalmente quando gli amatori partivano dietro chi era più scalta a stare a ruota poi veniva avvantaggiato, invece in questo momento secondo me si vedono i reali valori in campo. Detto questo vediamo appunto i due ragazzi del Bianchin, Bondavalli e Casanova, che si mantengono primo e secondo, Flavio Zoppas ottimo terzo assoluto in questo momento, quindi con Mattia Marcato, e tutti gli altri abbiamo visto che anche Giuseppe Del Grande sta recuperando moltissimo, segno appunto che il Beppo c'è. Purtroppo la sfortuna è quello che vediamo la Sara Valortigara che è diciamo oggi è spettatrice, qui vediamo Busato che non è nuovo perché viene dall'Udace, però insomma è uno di quelli che va abbastanza forte nell'Udace, la Deborah Soligo ancora davanti, quindi una ragazza grintosa, vedi la affronta in bicicletta, diversamente da me che adesso vedrai che smonto perché io faccio prima a smontare e faccio prima andare su a piedi. Ecco. Vediamo che sei molto concentrata, come d'altronde anche la Soligo, ma soprattutto ho visto un confortante Alex Bondavalli. Intanto vediamo qualche problema per il dorsale per la Susanna Zorzi, che insomma sulle contropendenze fatica un po', una ottima Paola Maniago sempre presente, mi pare più presente dello scorso anno. Beh, sicuramente adesso l'anno scorso magari aveva anche percorsi, già lei sul bagnato va molto forte, quando sono percorsi un po' così, poi devo dire la verità che oggi, cioè ieri ad Asiago siamo partiti veramente forte e magari lei le soffre un po' queste partenze qua e sì, diciamo che poi è un diesel, no? Quindi va e poi andremo a vedere come va avanti. E Zoppas invece fa la sua gara, ormai è lì davanti da solo, appunto anche per il problema che ha avuto dal grande fin dall'inizio, peccato non aver visto il duello anche oggi, ma sono convinta che ci sarà duello già la settimana prossima. Detto questo, appunto lui resta sulla terza posizione assoluta, abbiamo visto Mattia Marcato che resta terzo tra gli junior e tutti gli altri con Savio, e quel biker lì che vediamo è Michele Feltre che con la mountain bike diciamo che sta andando molto bene. Del grande rimontone perché insomma è lì davanti, mentre Bondavalli è saldamente al comando della categoria juniores, il compagno di squadra Casanova secondo. Quindi un po' di vetrina anche per Bondavalli, perché qua chiaramente ci sono i senatori che sono impegnati in altre gare come il Giro d'Italia di ciclocross, ma anche altre gare importanti nel panorama italiano. Noi continuiamo a dire che questo trofeo Triveneto, non perché lo commentiamo da vicino, ma ci pare che come caratura tecnica, come percorsi, sia uno di quei percorsi, uno diverso anche dall'altro, che possa dare quella vitalità e quell'allenamento che potranno sicuramente questi atleti spenderlo il giorno 12 di gennaio a Vittorio Veneto per insomma così cimentarsi in un campionato italiano a tu per tu. Qua vediamo una grintosissima Ilenia Lazzaro che sta sentendo il profumo
della prima vittoria stagionale, e già qua sentivi che le cose stavano girando. Sì, beh, io ho fatto una partenza molto forte, poi ho dovuto gioco forza anche per l'età che ho rispetto alla Deborah, cedere un po' a Deborah, e però quando ho visto lì era un momento dove veramente mi stavo rendendo conto che insomma Deborah era in difficoltà e qua l'avevo già passata, quindi l'ho passata e poi io sono andata avanti del mio ritmo, ecco. Un bel ritmo, comunque bene anche la Soligo, perché è la Maniago Paola che hanno interpretato al meglio questa gara di Asiago. Qua un Zoppas che puoi dire quello che vuoi, puoi mettere a miscela, a diesel, a benzina, questo comunque va via come un treno sempre, perché tra tutto il lotto degli amatori è il più professionista tra gli amatori, è colui che interpreta il ciclismo veramente con un rigore particolare. Qua vediamo Lenia Lazzaro in corsa e quindi siamo già nei pressi dell'arrivo, quindi ultime pedalate con la Deborah Soligo e man mano tutti gli altri che tra poco li vedremo arrivare. Intanto ancora il Flavio Zoppas primissimo che controlla tutto l'Ambaradan, mentre Alex Bondavalli vince a mani non alzate, anzi alzate le mani perché ci fareste anche un piacere. Simone Casanova al secondo posto, Mattia Marcato al quarto, Andrea Roccon al quarto posto, quindi il terzo assoluto Zoppas che abbiamo visto, però è il primo assoluto. E qua vediamo le tue bella performance. Sì, è la mia vittoria su Deborah Soligo, qui vediamo intanto Flavio Zoppas, quindi eravamo veramente tutti lì, e appunto vabbè ho vinto io, adesso non vi cito, su Deborah Soligo, Paola Magnago, Susanna Zorzi, Lara Torresani, Silvia Maronese, Lucia Pizzolotto e Anna Santifaler. Questa vediamo è Susanna Zorzi, quarta, e vediamo Beppo Dal Grande, secondo dei master, quindi veramente un grande recupero per Giuseppe e Savio, insomma sono sempre loro i protagonisti. Bene anche con questa chiusura di immagini, di nuovo in studio. Dividiamo le carriere, una vittoria splendida, Lenia. Guarda, io non ci credevo fino all'ultimo, però avevo il 23, io quando questi numeri legati ai miei nonni che non ci sono più, avevo il 24 a Vo, era il numero di mio nonno, oggi avevo 23, il numero di mia nonna, ho detto prima di partire sicuramente arrivo davanti. Non pensavo però di vincere, diciamo che mi serve andare ancora in Svizzera, perché in Svizzera è tutto fuori soglia così, e ho fatto una bellissima partenza come ho fatto domenica scorsa e dopo ho lasciato un po' sfogare la Deborah perché è giovane, poi ho visto appena avuto un calo, ho detto adesso devo dar dentro, rientrare, e dopo sono andata via del mio passo, però sono contenta e guarda, dedico questa vittoria a voi, a mio marito, alla mia amica Irene che quando viene mi porta sempre bene, alla mia mamma e mio papà, a tutte le persone che non ci sono più e alla mia squadra. Veramente sono molto contenta e insomma sapevo, io sono partita con calma quest'anno perché voglio andare forte al campionato italiano e non sono ancora in forma, quindi spero di andare sempre meglio, ecco. Alex, non molti gli junior, però questo è un percorso che prima ha detto Zoppas meriterebbe un campionato italiano se non di più. Sì, è abbastanza tecnico e anche veloce. Sì, è stato abbastanza duro, ma comunque sì, dai, le gambe iniziano a girare, bello. Ci sono alcuni che stanno facendo una preparazione un po' più lunga rispetto ad altri, anche in virtù forse dei campionati italiani che sono al 12 di gennaio. Sì, abbiamo iniziato leggermente questa stagione per puntare proprio agli italiani e per raggiungere il miglior risultato possibile. Flavio, abbiamo detto a me le maglie le metteremo poi dopo in beneficenza e anche magari all'ultima puntata. Una bella gara, però uno sfortunato Beppe Grande. Sì, diciamo che oggi il percorso era fatto apposta per me, diciamo, con quei due strappi andava benissimo. Poi Giuseppe purtroppo è stato sfortunato, ha rotto la catena e io ho avuto la vita abbastanza facile, diciamo. Bella gara, insomma è un bel percorso. Sì, meriterebbe un campionato italiano, se non di più. Zoppas li fa e nessuno li distrugge. Ben rientrati in studio. La novella che hai vinto, cara mia Ilenia. Sono tornata. Sei tornata alla grande. Io, guarda, adesso Scratch porta buono, infatti in quel momento ero strafelice e ho inneggiato, ho saltato e contento che tu avevi vinto, veramente. No. Perché no? Perché Nicola, insomma, non mi puoi fare una roba del genere. Cosa ho fatto? Ho insultato. No,
perché mi è arrivata una roba a casa l'altro giorno, devo fartela vedere. Sono molto molto delusa. Cosa hai visto? Prima donna, eccola qua, Ilenia Lazzaro. Per rispetto. Cioè, ma non ti vergogni? Perché? Davanti a tutti questi telespettatori che ci guardano. Mi era venuto un abbiocco, mi avevano offerto da mangiare. Devi mangiare meno, Ma Nicola, no. ti ho detto devi stare in mezzo al percorso. E non puoi dare alla gente il grappino e, Sì, ma, e il bicchiere di vino. 2 anni che non vinco una volta e dormi, scusa A parte che io pensavo, cara Ilenia, e nel pensiero, se tu hai vinto, è perché io spingevo nel mio sogno. In quel momento io sognavo che tu vincevi e hai vinto. E milioni di telespettatori ne sono testimoni, va bene? Comunque, dai, bella vittoria. Dimmi, sei stata contenta? Beh sì, sono stata contenta. Dai. Era una da grande vo' che non vittoria. vincevo, quindi sono stata contenta. Da vo' di 2 anni fa, quindi sì. Allora, hai messo in riga un po' delle tue colleghe, a parte tutto ho esultato nel mio piccolo, fascia 2, Zoppas, oramai abbiamo visto anche la copertina di Gianni. Sì, sono... Zoppas li fa, nessuno li distrugge. Sì, però io aspetto, il Beppo è stato sfortunato questa settimana, quindi dal grande lo aspetto già domenica prossima, perché secondo me è una sfida ogni settimana. Ogni settimana. Ogni settimana una sfida, gli junior. Vogliamo ricordare settimana prossima dove siamo? Sì, siamo a Lucinicco, quindi Ci siamo... sei? Sì, ci sono. Ma vai la mattina presto o la sera prima? Non lo so. Anche io sto pensando. Adesso vedo, forse noi abbiamo la possibilità. Zontone ti chiameremo. No, non è Zontone. Non è Zontone, chi è? No, è Caprivesi. Vabbè, ma non c'è Zontone in quelle parti là. No, Zontone è a Buia. A Buia, che Sì. non fanno. Noi siamo a Gorizia. A Gorizia. Siamo proprio vicino ai confini, così poi puoi andare a fare anche benzina in Slovenia. E che si paga meno. Madonna, 1,40 €. Ma stai scherzando? No, non sto scherzando. Ma quanto Andate in vale? Slovenia a far benzina, madonna, mi mettono in galera per questa non è roba. una trasmissione di ciclismo, ragazzi. Questo è tutto tranne con la televisione. No, è vero, dimmi che ti stai divertendo come un pazzo. Ma Tantissimo, veramente. Non è una trasmissione, ci sono anche i messaggini promozionali. Andate in Slovenia a fare. Ci arriva qua il ministro dell'ENI, dice cosa sta per concorrenza sleale? Dai, comunque andrò anche io perché insomma conviene. Io. Tu ci sarai? Sì, ci sono Voglio anch'io. sapere adesso, la notizia ce la devi dare adesso. Penso di fare... No, penso non è già più la notizia. No, dai, faccio tutte le gare del Triveneto. Tutte? Tutte. Anche quando piove. Domenica, ma ce domenica lo è. piove, quindi... Anche quando c'è la neve. Bisogna. Soprattutto. Ok. Allora, questo è il primo. Diciamo che il numero 1 l'abbiamo stampato, ok? Speriamo che ce ne siano veramente tanti. Tra poco vediamo la tua gara, a parte gli scherzi. È stata una gara che secondo me è stata eccezionale, poi la commenteremo alla fine, ok? Ok, perfetto. Andiamo. Ultima gara di giornata qui ai Mille Pini di Asiago. Intanto hanno raccolto, ma non ce n'era certo, non era necessario, non era sicuramente che hanno raccolto il nostro invito, alcuni appassionati, alcuni genitori che hanno con sé i figlioli che vanno a gareggiare con delle salamelle, con qualcosa alla brace. Ecco, io continuo a dire che interpretare il ciclocross è questo, non dobbiamo non siamo della gente che gioca a golf, il ciclismo è popolare e non bisogna nemmeno vergognarsene, anzi io appartengo alla popolarità del ciclismo perché mi sento popolare, mi sento colui che gli piace. Intanto vediamo gli elite che partono insieme agli under 23, tra poco la fascia 1, mi sento un popolare, mi sento quello che gli piace festeggiare il Natale, il Capodanno, l'Epifania, insomma sono un uomo del popolo e quando vedo che il popolo festeggia e mangia, insomma io là vedo Dio, vedo veramente la sacralità anche della domenica, Ilenia. Beh, sicuramente, insomma, è sempre stato un vanto del ciclocross quello di essere una grande famiglia allargata e quindi veramente diamo atto, insomma, a queste persone che insomma si divertono insieme. Detto questo,
vediamo già che insomma sono partiti gli elite, gli under 23, anche qua diciamo che la crisi della concomitanza si è sentita non tantissimo, quindi una quindicina tra elite e under 23 e i soliti amatori che tengono botta della fascia 1. E abbiamo un'altra volta il solito diciamo la solita sfida, Martino Fruet con i ragazzi della Forestale, Visinelli e Pettinà. Abbiamo visto però, e l'avremo in studio, Marcello Pavarin. Marcello Pavarin è un professionista della Vacances Soleil, che adesso sta cercando squadra, che si è messo in gioco e ha forse anche ascoltato un po' l'appello che abbiamo fatto all'inizio della stagione e è venuto a provare il ciclocross. Quindi veramente benvenuto Marcello e speriamo di vederti anche nelle prossime gare. Allora, Vacances Soleil, io mi interrompo un attimo, Vacances Soleil abbiamo un professionista, e questo mi dispiace, dobbiamo dirlo perché come noi accettiamo le critiche, dobbiamo anche dirle agli organizzatori, abbiamo un professionista, lo speaker, ma non se la prenda, cioè bisogna anche cercare di caldeggiare un personaggio, perché comunque il Vacances Soleil Pro Tour non è l'ultimo dei moicani. Beh, avevamo comunque un bel parterre perché nonostante insomma i numeri non fossero così alti, un Martino Fruet che comunque è un ragazzo che è arrivato davanti in Coppa del Mondo, ai mondiali, i due ragazzi della Forestali, Pettinà ha fatto 10° al mondiale mountain bike, e Visinelli insomma è uno di quelli che si è menato forte, e Marcello che veramente ha dato lustro alla manifestazione perché comunque è un professionista della Vacances Soleil, di una squadra così importante, vederlo qui ad Asiago insomma io penso che abbia fatto brillare gli occhi anche di Enrico Polo. Un saluto a Iari Cisotto che si mantiene secondo degli under 23 dietro a Pettinà, anche Iari fa grandi sacrifici perché va all'università e si allena poco, quindi veramente Iari bravo, è uno di quelli che si mette in gioco andando in Svizzera ogni tanto a correre e vediamo che serve. Sono contento per Sergio Giuseppin che sta dando un po' di pepe nella fascia 1 e sta cercando di dare del filo da torcere a Del Riccio, che adesso per 2 puntate non lo abbiamo visto ma sicuramente tornerà, un Daros che è sempre più pimpante nella fascia 1, che sta facendo molto bene, un ragazzo un po' sfortunato. Beh, da Ross dipende dai percorsi, ovviamente questo probabilmente non era un percorso adatto a lui e ovviamente dipende sempre dal tipo di percorsi. Kevin Levighi, che pensavamo fosse solo un'apparizione a livello bolzano, invece continua a venire, quindi Kevin mantieniti, perché insomma Kevin è stato un azzurro del ciclocross e quindi mi piacerebbe rivederlo ad ottimi livelli. Mio marito oggi è un po' sofferente, però insomma non si può sempre essere davanti. Detto questo, ecco cosa succede. I due della Forestale davanti, perché Martino Fruet non si è visto, ha avuto, insomma, è stato un po' fregato dalla contropendenza e ha fatto una mina allucinante, quindi eccolo qua, adesso lo vedremo che è tutto sporco perché è caduto, quindi è lì ad inseguire, però Marcello Pavarin è ancora là, vedi? È un ragazzo, non ha mai fatto ciclocross, è andato via veramente poche volte fino adesso, però è ancora là, infatti mi piacerebbe vederlo, se viene a allenarsi un po' con Pacagnella e non con me, con Pacagnella, secondo me potrebbe fare veramente bene. Detto questo, Giuseppina è già davanti, con Bolzan che è secondo al momento e Caldart, mio marito, e Perini che si giocano il terzo posto, quindi sarà veramente anche per la fascia 1 diciamo una lotta anche per il podio. Ma Pavarin, che fino a 3/4 di gara ha veramente minacciato da vicinissimo la terza e la seconda posizione, ha avuto addirittura un incremento spaventoso accorciando il gap, ma voglio dire, questa la dice lunga e tanto vediamo proprio con il dorsale 4 Pavarin sull'allenamento e sulla possibilità adesso di poter reintegrare e soprattutto spendere e riuscire ad essere insomma propedeutici, per spendere qualche parola su questi atleti, che si possano di nuovo accasare e se non si accasino, perché no, tentare anche l'eccellenza del ciclocross o del mountain bike o della pista per chi ne ha la possibilità e ricrearsi un'altra identità, diciamo così, un'altra identità professionale, perché oggi lo sport non è tanto diverso dalle professioni che vediamo tutti i giorni, ognuno di noi deve cercare di avere quelle doti per poter dire oggi posso fare questo, ma domani non lo so se potrò farlo, ma potrei fare qualcos'altro. Quindi crediamo che Pavarin sia stato il primo intelligente. Scommetto, sono convinto che abbia anche, diciamo così, accolto e raccolto il nostro invito a venire senza paura. Poi dopo non è per l'obolo che danno, perché non è che si fanno ricchi qua in Italia, però è un momento in cui la gente potrebbe cominciare a ragionare e anche alcuni direttori sportivi
un po' retrivi, insomma, pensino che non hanno sempre il campione, non si può sempre investire sul campione e quando vedi che non fa risultato abbandonarlo come un cane dopo la festa di Natale. Ecco, questo io odio del ciclismo. Sicuramente ti dico, è il problema più grosso che c'è al momento e diciamo veramente sono contenta di aver visto Pavarin provare, perché finché non si prova non si sa, quindi è il primo, spero sia il primo di tanti altri e veramente lancio questo appello. Detto questo, il nostro Nico Pettinà che va a vincere l'assoluta, quindi bravo Nicolas, anche lui dopo una stagione di mountain bike atomica è ancora qui col ciclocross. Iare Cisotto secondo degli under, questo è Anzolin che sarà il terzo under 23, Martino Fruet, eccolo qua, sarà il secondo assoluto, però diciamo che è il primo degli elite, quindi dai, Martino ha detto che lancia la sfida la settimana prossima, quindi non ci abbandona, continua a venire al nostro trofeo, mentre Sergio Giuseppin vince nella fascia 1 con Marco Bolzan secondo, Paolo Perini terzo, abbiamo visto Visinelli terzo, secondo elite e Pavarin terzo elite. Di nuovo in studio. Fuete, io pensavo che biker questo fosse stato un tuo percorso, forse sbagliavo. Vabbè, quello sì, perché fondamentalmente non era tecnico, però almeno c'era un po' di salita, quello sì, atleticamente era buono, infatti è arrivato prima un biker, secondo un biker, quindi più o meno sì. Io personalmente preferisco le cose un po' più tecniche, però alla fine oggi stavo decisamente bene, solo che ho sbagliato ancora una curva, sono scivolato e ho perso quel vantaggio all'inizio sui due della forestale. Ho provato a rientrare, però da solo era difficile perché davanti erano in due compagni di squadra, si sono aiutati e sono arrivato molto vicino, appena arrivato vicino è partito il contrattacco Pettinà e da lì in poi ho provato ancora a insistere, però avevo già inseguito per 4 giri da solo, ho provato altri 2, però alla fine non ne avevo più. Raffaele, confermi la maglia e avete un giovane che non rispettano più gli anziani, un Pettinà che sta andando alla grande. No, complimenti a lui che oggi andava forte, anche se ha detto che non era in condizione qui e là, però alla fine ha dimostrato di essere più forte oggi. Complimenti anche a Martino che è andato bene, io un po' giornata così, ma sai, mi sto preparando e quindi ci sta nell'arco della stagione, qualche gara no. Nicolas, prima a Visinelli ha detto non avete più rispetto degli anziani, siete andati veramente alla grande, gli under 23 oggi hanno fatto il botto. No, io non dico che non bisogna avere rispetto, però arriva il tempo per tutti e ben venga per noi giovani che adesso riusciamo ad arrivare davanti. Vuol dire che qualcosa si muove a livello giovanile, vuol dire che i giovani vanno più forte e quindi insomma c'è il ricambio della generazione che è inevitabile ed è anche insomma piacevole per noi giovani. Sergio, si approfitta della mancanza di Del Riccio, però la presenza vuol dire molto e la costanza soprattutto. Chi fa tutte le gare è un po' più fortunato, lui ne ha saltata qualcuno, quindi oggi la maglia l'ho presa io. Insomma. Io non parlo di fortuna, parlo anche di costanza. Costanza, sì, sono tutti secondi e questa è la prima vittoria per il momento, tutti dietro di Carmine, quindi... Ben rientrati in studio. Allora, Ilenia, voglio un commento tecnico subito. Io lui l'ho visto benissimo fino a 3/4 gara, che addirittura secondo me poteva anche fare molto di più. Poi questo è un mio pensiero, non ha creduto fino in fondo. Beh, ovviamente aver corso tanto tempo su strada, avere comunque un chilometraggio rispetto agli altri notevole, fa la differenza. Forse gli manca ancora un po' di tecnica, però io, come l'ho detto in telecronaca, sono convinta, insomma, lui è delle zone di Padova, già se comincia ad andare via con Thomas Pacagnella un po' di volte, fa qualche mina, però poi vedrai che impara. Marcello, com'è stata questa esperienza? No, è stato bello, purtroppo sono partito, appunto come dici Lenia, per me la tecnica non ce l'ho e quindi il circuito era veramente bello, però faticavo su 2 punti dove gli altri riuscivano a stare in bici e scendevo a piedi. Ti senti anche i colleghi che sono un po' più o meno nelle tue stesse condizioni di provare a giocarci sta carta, insomma, tutti insieme? Ma sì, alla fine... Si perde, si investe una domenica. Sì, esatto, poi comunque in bici non è che sono fermi adesso, ci vanno, quindi andare in bici magari da soli a prendere freddo e avere una gara, quindi sentire io un po'... Io lo adoro sto ragazzo, Ilenia, lo adoro perché è vero.
È vero, è quello che così. diciamo. È quello che abbiamo detto fino adesso. Tu smetterai di fare un domani il ciclocross quando sarai grande? No, che bello, dai, dillo. No. Ok. Io voglio farvi adesso andiamo sulla parte seria, no? Siamo proprio in chiusura. Su internet è venuta fuori questa notizia di questo ex ciclista professionista, che quando io già vedo ex mi dà un fastidio esagerato, perché a 34 anni non puoi essere tutto tranne che ex, che è stato operato di un grave male, e si parla di... non voglio dire il nome, guarda, No, tanto lo sanno tutti. appunto chi ha letto la Gazzetta l'ha visto. Però sappiate che questo scriverà un libro, denuncerà determinate cose. Io credo che il 90% del mondo del ciclismo sia il più bel mondo, cioè il fatto di brava gente. C'è un 10% che macchia in maniera indelebile questo sport. Cominciamo a indignarci. Io vorrei raccontare una fiaba quasi da Esopo, no? Dell'uccellino, della mucca e della volpe. La racconterò ai ragazzini quando mi troveranno nelle sedi del ciclocross, perché in televisione non ve la voglio ancora raccontare, ma dietro ognuno di noi c'è sempre qualcuno che vuol far finta di volerti bene, ma quel bene che non esiste. E succede spesso in alcuni ambienti, e anche in questo ambiente, Marcello. Ma purtroppo, come dicevi, c'è, come hanno visto ormai tutti, una parte che diciamo è la mela marcia, no? E quella tende a rovinare il ciclismo e a rovinare tutti noi che comunque cerchiamo di correre nel migliore dei modi. E quindi speriamo che, cioè, dovremmo essere noi, penso, a eliminare questa parte. Certo, avere il coraggio anche di denunciare, io credo. Sì, anche per dare un esempio a voi che siete ragazzi, vero? A te se qualcuno ti dice guarda, ti do questa cosa che vai più forte, cosa gli diresti? No, direi di no. Diresti di no? No. Avresti il coraggio di dire io ti denuncio? Sì. Guarda, io ti stimo, fratello. È così, vedi, Nicola, bisogna dare l'esempio e anche, secondo me, anche i media devono cominciare a non dare troppa importanza al marcio che c'è, perché si parla sempre del marcio e non si parlano delle cose belle. Esatto. Guarda, oggi veramente sul giornale l'unica volta che ho visto che parlavano della Giorgia Bronzini, ho detto nevica, domani nevica, sì. Perché è talmente strano, piuttosto parlano 10 giorni del marcio e le cose belle. Il marcio tira di più, no? Allora io direi, adesso lanciamo anche una sfida se vogliamo, cioè io credo che comunque nello sport del ciclismo vorremmo raccontare una realtà. Abbiamo visto che il Tour de France pensa ai milioni di euro che si sono sprecati tra i media, giornalisti, parabole, elicotteri, tutta un ambaradàn per raccontare qualcosa di falso. Cioè ci rendiamo conto o no? Allora la smettiamo. Io vorrei che vincesse uno che siamo sicuri, che forse non mi ha fatto il Tourmalet in maniera esagerata, ma che lo abbia fatto in maniera onesta. Oppure basterebbe raccontare quello che realmente c'è, cioè non serve andare, non è che dobbiamo fare le storie del libro cuore, però la realtà che certe discipline ci danno è talmente bella e genuina che perché non raccontarla? Fa più audience quella che non tanto altre Noi cose. speriamo di raccontarla man mano che andremo avanti con questo trofeo Triveneto di ciclocross, al quale va tributato un applauso e un plauso a Enrico Polo e come al solito all'immenso Salvador che la mattina si alza presto. Io veramente dico, quello che fa quell'uomo non so quanti lo farebbero, a chi parla male di Salvador sapete che siete tutti quanti nella lista nera di Argesi. Io ringrazio te Marcello, ricordi che ti aspetto ancora qua. Certamente, ringrazio a voi per l'invito. Ti aspetto più che volentieri. Michele, tu vai sempre tosto e avanti senza paura. Certo, speriamo di confermarci gli italiani. Ma noi te lo auguriamo come lo auguriamo a tutti quanti gli atleti, per me poi siete tutti uguali. Ilenia, settimana prossima? Settimana prossima rinnoviamo l'invito alla domenica, chi ci segue nei campi gara, e al giovedì come al solito sulle nostre frequenze, quindi buona serata a tutti, buona continuazione. Arrivederci a tutti, buonanotte. I'm the Invisible Man.